Wow! Wow! Cosa va a rubare? Cosa va a rubare, ragazzi? Lo chiamavano Robin Hood. Il titolo di questa partita è lo chiamavano di questa puntata lo chiamavano Robin Hood. E andiamo. E buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio del Gioco Finché non perdo. Giocherò una serie di partite non troppo veloci con la speranza di fare una striscia di vittorie per poi perdere clamorosamente. Ovviamente siete invitati tutti a commentare qui sotto, commentando le varie sviste che farò nel corso della partita, se ci sono delle mosse migliori, delle mosse che non ho visto. E vi ricordo che a marzo uscirà sull'Accademia di Matto Scacco il corso più completo mai realizzato a livello europeo per quanto riguarda la strategia scacchistica, qualcosa di devastante, di una qualità fuori dal comune, e sono veramente fiero di questo lavoro e presto sentirete ovviamente delle notizie. Ma andiamo a giocare, iniziamo il nostro percorso, giochiamo a 5 minuti. Vediamo chi ci accetta, chi non ci accetta, chi ha voglia di giocare. Attenzione, 1858. Noi andiamo col nostro sistema colle, cavallo F3, 3, C3. Bene. Attenzione al fiere D3 che ti gioca subito C4 ed è un errore, quindi si gioca prima C3. Ok, va bene. Va bene anche questa, eh? Va bene anche questa, tutto sommato. Va bene anche così, Noi non ci scandalizziamo. Qui mi devi dare l'alfiere, eh? Va bene, va benissimo. Credo di essere in una delle posizioni da sogno. Devo solo capire questo alfiere. Eccolo qui. Bene, grazie che mi hai dato la possibilità di fare qualcosa con questo alfiere. Regina qui può avere un futuro. Intanto limita la sua regina e mi permette di fare questo. Perché se gioca H6... Questa dai, limita la sua regina, non deve essere male. Limita questa. È vero che sono ancora a casa con questi due pezzi e lui c'è regina B3. Va bene, meglio così. Siamo pronti a fare questa all'occorrenza. Che due balle, vuole cambiare le donne sto personaggio. Noi non le cambieremo perché voglio cambiare gli alfieri. Farà un attacco di minoranza, una roba del genere l'amico Fritz. Hai capito? Sta preparando un attacco di minoranza. A5. Va bene. Questo non è free. Oh, ma c'era da qua. Ah, ok, no, adesso è free. Non è che c'era da tante mosse, cioè... bene, no, perché sto dicendo a quante mosse era lì quel cavallo. Potrei andare qui, ma qui non servirebbe assolutamente a nulla, perciò ritorno qui per sfianchettare. Il cavallo qui è forte, per carità, però non credo sia la cosa più temibile di questo mondo. Era un po' le balle qua. Giocherò alfiere F6. Ok, c'è l'alfiere sotto. Vabbè, se me lo cambia amen, me ne farò assolutamente una ragione. Adesso ciò che mi importa più di tutto è posizionare un cavallo qui, perché questo cavallo non stava giocando, non aveva futuro in E4, non aveva futuro in F3, quindi qui almeno chiude un pochettino il suo controgioco, perché ora lui il suo controgioco è sull'ala di donna, quindi io voglio fermarlo a tutti i costi e con cavallo C5 secondo me metto bene un punto alla situazione. Cavallo C5, game over, ho un +2 di materiale. Ok, inizia a fare pressure qua, ma una pressure molto momentanea, amico Fritz, perché adesso ho chiuso la colonna C, e ora se voglio posso fare pressione con le mie torri. Credo che porterò le mie torri tutte e due ad ovest, perché questa mossa qui? Sai che non l'ho capita, te lo giuro. Vuoi spingere? Quando non capisco le mosse mi fate paura. Ah sì, vuoi spingere. Tu vuoi spingere e vuoi togliere questo pedone qua. Facciamo che cerco di crearti un po' di problemi, perché sennò, ragazzi, dovete creare problemi ai vostri avversari sempre. Se non create problemi, saranno loro il vostro più grande problema.
Forse va con la regina, sai? Me lo vedo che va con la regina. Me lo vedo. Però, insomma, dai, sarà mica buono andare con la regina. Poi c'ho cavallo qui e cavallo qua. Sì, se va con la regina c'ho queste mosse. Però in realtà lui andrà con la torre. No, andrà col pedone. Sì, sì, quindi esiste questa e questa. Mi deve dare l'alfiere. Va bene. Sono felice. Vai con la regina. Cambio di regina, cavallo, attacco su torre e attacco doppio. Se non muoio è meglio. Mi piace in questa partita perché sto giocando anche abbastanza veloce. In genere a quest'ora avevo già tipo 10 secondi sull'orologio. Vediamo se sta andando il microfono, che a volte faccio video di 40 minuti e mi rendo conto che il microfono non andava. Siamo sempre pronti per raddoppiare. Siamo sempre pronti. Sto morendo. Ora andiamo a dare una mano a questa bella torricciuola. E andiamo a dare una mano qui così. Sto morendo. Allora, questa. Intanto facciamoci questa, no? Che credo che non possa fare male. Questa forse è pericolosa, questa spinta qui. Quindi prima ah, però su questo tuttora attacchi qui. Facciamo così. Facciamo così, attacco sulla torre. Forse c'era di meglio, però a questo momento sono un pochettino in panne. Attacco su torre. Ok, cangizziamo. O non cangizziamo, in realtà ci interessa cangizzare. Cangizzare ci interessa. Scacco, questo. Ma cambio, ti ritrovi con la regina qui. Cambiamo, va. Cambiamo. Bene. Adesso spingerà. Ah sì? Non me l'aspettavo questa. Beh, adesso, scusa, adesso non c'ho queste robe qui. Adesso, esatto, scusa, non mi fai fare questa roba qui. Tu sei troppo lento per entrare in difesa. Mi sa che è vinta matematicamente. Matematicamente vinta. Ah no, c'è questa. Va bene, dai. E la giochiamo allora con più calma. La giochiamo così. La giochiamo così con più calma, con una torre in più. Ok, non facciamo uscire il suo re da nessuna parte, a parte che il re è già molto in the problem. Molto in the problem. Questo. Spingici l'alfiere, catturaci il mio pedone. Ma se vai qui sono problemi, Scusa, io non posso fare un matto così. Tac. Sì, io posso organizzare un bel matto. Lo sto organizzando. Mi sa che è matto, Mi sa che è matto perché se... Ah, si è creato la via di fuga. Si è creato la via di fuga. Ora viene su col re, F4. Ah, si è creato la via di fuga l'amico. Hai capito quanto è furbo? Hai capito te quanto è furbo il nostro amichetto? È veramente un furbacchione. È veramente un furbacchione il signorino qui. Qui c'è inchiodato. 47 secondi. Questo tiene botta e mi creerà problemi, te lo dico io. Mettiamo la torre qua, appena possibile. Vabbè, facciamo così allora. No risk. No risk. A me piace sempre giocare no risk le mie partite. Piace sempre giocarle no risk. E adesso vado su coi pedoni. Chi se ne... E chi se ne... Anzi, prima ti catturo questo. Proprio in... bellamente. Adesso devi perdere un tempo. E ti catturo questo. E adesso no risk, in pieno stile no risk, andiamo a portarci su. Cerchiamo di evitare lo stallo se possibile, non è che chiedo troppo.
Se è possibile, evitiamo lo stallo. Se è possibile, se non è possibile, ci faremo una ragione. Vai sul bianco. E beh, facciamo questo. Vai sul nero. Attenzione che... Attenzione. Per fortuna puoi venire qua. Va bene. Via. Ok, andiamo... Ah, c'avevo il matto qua. Va bene. Andiamo a giocare semplici. Giochiamo semplici. Matto. Wow, che partita. Mi richiede la rivincita, ma scopo di questa serie è giocare sempre contro avversari nuovi. Andiamo ragazzi, sempre coi bianchi, vediamo se è vero. Ho scoperto. No, niente, sto dicendo che ho scoperto che se tu inciti il bianco, alla fine... Vai, ti copio. In questa partita ti copierò totalmente. E la strategia del copiare, ragazzi, è una delle strategie migliori per perdere a scacchi, soprattutto coi neri, perché avete una mossa in meno. Cosa stai facendo? Vuoi spingere qui? Tu sei fuori di testa. Completamente. Sei fuori di testa completamente. Donna B3 mi sembra carina. Donna B3, devi giocare 3. Rocco, questo alfierino lo mettiamo qui, la torre la mettiamo in C8, mi sembra... Ah, però mi era al G4, allora te lo do sul cavallo io. Secondo me... Sai che male non è dartelo sul cavallo? Male secondo me non è. Bene. Detto ciò, che ora tu mi giochi questa. Ora tu mi giochi quella. Mi sa che me la giochi questa. C'è questa credo, questa di 5. Ah, l'ho vista dopo. Questa c'hai E4. Mamma mia, meno male. Che ora c'era questa, no? Mizzica, potentissimo sto cavallo. Oh. Mamma mia, che strategia che sta utilizzando il mio avversario. Possiamo fare qualcosa di questo tipo, che ne dici? Ci sono anche i sacrifici qui che sono di un bello che non puoi capire. Però giochiamo risk free. Su questa vengo qua. Sì, se giochi qui ti do la torre, ma proprio tranquillamente. Fai che ci portiamo a casa anche questa, me lo sento. Non può essere buona questa struttura qui di pedoni, dai ragazzi. Cioè, detto sinceramente, va bene che siamo in una blitz, va bene tutto, ma non può essere buona. Attenzione, vuole ciularmi il mio alfierino. Ma te lo potrei fare anche ciulare, detto sinceramente, perché è il pezzo più inutile che abbia mai visto in vita mia. Questa. Mi mangi l'alfiere, ti mangio la torre, mi mangi la torre. Non ci siamo. Non ci siamo. Allora, intanto questo cavallo può andare qui, no? In futuro. Quindi io posso, visto che questo cavallo veramente non sta facendo nulla, io posso giocare così. Sulla cattura d'alfiere, catturo di donna, attacco qui. E questo cavallo, anziché portarlo in B3, cambio di piano, andrà in C4, attaccando su E3 in contemporanea con la mia donna. Esattamente. E questo è quello che dicevamo noi. È proprio questo quello che dicevamo noi. Adesso questo è un avamposto coi fiocchi. Questo è un avamposto coi fiocchi e col Kaiser che ti catturo qui. E qui ci sono cose secondo me prima o poi, Anzi, intanto su questa se catturi così si apre sta diagonale e su questa catturi così io ho donna in A4. Però secondo me tu catturi così perché comunque hai il tempo sulla donna. Hai il tempo comunque sulla donna secondo me. Qui ci deve essere qualcosa, ma proprio...
Sicuro come l'oro, anche A4 secondo me è molto buona. A4 è molto buona secondo me. A4 deve essere buona. A4 cattura, cattura, cavallo cattura, tempo su donna, però io ho il tempo sul cavallo. Allora, iniziamo a attaccare questa struttura. Ovviamente se mi cattura qui vado sempre con la donna. Wow. E se vengo qua? Quasi in trappola la mia regina, attenzione. Se vengo qua credo che andremo alle ripetizioni. Cavallo C3, donna qui. Credo che andiamo a ripeterla. Peccato perché questa è una partita con molto potenziale. Questa partita ha molto potenziale. Ho anche B6. Ho anche B6, e gli tolgo l'avampostone. Secondo me B6 è interessante, però ma io credo che lui andrà all'infinito così. Andiamo a ripeterla questa, te lo dico io. Wow. Se gioco B6, mi gioca cavallo qua. Io vengo qui con la donna. B6. Tu mi cambi per forza. Tra l'altro questo alfiere qui è veramente uno schifo. Questo tu vieni col cavallo. Veramente uno schifo sto alfiere. Questa qui tu mi catturi qui, catturo qua. Facciamo questa, dai. Catturi qui, apriamo la torre. So che... Oh, mi hai giocato questa qui? Sai che non me la sarei mai aspettata? Di donna o di alfiere? Alfiere, dai. Siamo prontissimi per giocare di cattiveria. Siamo prontissimi per giocare di cattiveria, signori. Stiamo qui. Facciamo sempre attacchi. Se lui fa scacco, noi abbiamo questa. Non ce l'abbiamo, scherzavo. Stavo assolutamente scherzando. Questa ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo mai. Questa. Mettiamo le cose in chiaro. Partitone difficile, ragazzi. Partitone difficile. Questo... Ah, sono stato vittima. Sono stato vittima di una cazzatina. Maledetto. Maledetto a te. Adesso ritorni qui. Io c'ho questa. Tu catturi lì. Ah, maledetto. Poi... Cioè, cos'è sta roba? Adesso metti la torre qua. Ah. 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 Porca vacca, Christian, devi aguzzare l'ingegno che qui sono proprio mosse da babbione. Mo se vi giochi torre qui. Che mosse da babbione. No, beh, torre qui ti mangio qui, dai. Tu mi mangi qui, io mangio qui, tu mi mangi l'alfiere, io ti mangio la torre. Sì, no, dai, tutto sommato così male non deve essere. Dai, non deve essere così male. E che cacchio, qualcosa deve pur andare. Attacchiamo qua. Vediamo se c'è qualche modo. Qualche modo per entrare e creare problemi. Spingi, perdi la torre. Ok, prendiamoci le case scure. Prendiamoci le case scure. Se giochi F4 potresti crearmi seri problemi. Ok, per fortuna non l'hai più fatto. Wow,
Il re che andrà sull'oscuro anche lui, sicuro. Re, vai sull'oscuro. Bisogna giocare veloci adesso, raga. Bisogna giocare veloci, bisogna giocare veloci. Mamma mia, se mi porto a casa sta ladrata, questa è proprio ladrata, eh. Cioè, ho preso proprio delle mosse da... Ladrata, ladrata. Attenzione che la ladra. La ladra, lo chiamavano Diabolic. Lo chiamavano Diabolic. Lo chiamavano Diabolic. Attenzione, attenzione. Mosse di torre che vanno a creare problemi al mio avversario che poverino, poverino, non sa cosa fare. Poverino. Poverino, se spinge perde qui. Se toglie l'alfiere ma attacca il mio alfiere e la ruba! La ruba! Non chiedetemi come questa partita, ragazzi, buttatela nel cestino, per favore, cioè proprio per dignità personale. Poi alla rivincita farebbe bene a chiedermela, ma noi dobbiamo continuare. Dobbiamo continuare a rubare, ragazzi. La prima partita al mondo che la vinco sul tempo. E andiamo subito, il primo di cavallo. Avversario da 1800 punti, vieni dalla Azerbaijan. Mi ricordo quando giocavo a FIFA 98, FIFA 99, c'era l'Azerbaijan che era potentissimo, non so perché. Era più forte del Real Madrid, ragazzi. Così. Così si gioca questa. Aveva insegnato il maestro Bulivangel, così si giocava questa. C'è anche questa che è molto interessante. Proviamo a giocarla così. Proviamo a giocarla in codesto modo. Che era tipo una roba del genere, era tipo così. Vabbè, non è il mio stile di gioco, eh. Non è per niente il mio stile di gioco, mi sento totalmente non confortevole in questa roba. Ma va bene così. Adesso magari mi ritira l'alfiere qua, eh. Ha fatto bene. Ha fatto bene perché c'è un pezzo in più. Totalmente. C'ho un pezzo in più totalmente. Ha fatto bene. Che ti devo dire? Che ti devo dire qui? C'ho un pezzo in più. Va bene. Va bene. Vediamo se ne riusciremo a ladrare anche questa. Mi chiamavano il re della truffa. E adesso vedremo un pochettino se riusciamo a combinare qualche piccola truffa qui. Ma no, ma si può perdere un pezzo a mossa 7. Il re della truffa, signori. Il re della truffa. Guardate come il mio avversario adesso che si sente in vantaggio di materiale c'ha solo da perdere. C'ha solo da perdere. E quindi questo ce lo pigliamo. Tu giochi cavallo qua, per mettere la torre qua. E quindi c'hai solo da perdere. Torre qui, donna in A3. Cavallo in B5. Cavallo in B5. Sì, non mi spaventa troppo. Vuole il cambio delle donne, l'amico. Credo che voglia il cambio delle donne. È uno scacchino. Scacchino gioco alfiere, easy proprio. Scacchino gioco alfiere easy. Più che altro... Ok, ma secondo te io ti cambio le donne? Se io sono così fess da cambiarti le donne, tanto arriva sempre, che però ora non funziona più, perché dopo il cambio... Ah! Sei riuscito veramente a cambiare le donne? Sei un farabutto mica male tu, eh? Lo scacco non mi fa paura perché non ci sono più le donne. Sei un farabutto mica male tu, eh? Ah, qui però cambi. Qui però vai ai cambi. Qui però vai ai cambi e noi te lo impediremo. Questo cavallo, furco, se rompe le balle. Ti piace il re davanti all'alfiere? A me piace tantissimo. La prima regola che ti dico quando impari a giocare a scacchi, metti il re davanti agli alfieri per non farli uscire. Mamma mia, mi sento un ladro. Mi sento un ladro. Totale. Ladro totale. Ladro totale. Qui teniamo sempre la tensione. Teniamo sempre la tensione e acceleriamo il ritmo della partita, perché ragazzi qui bisogna accelerare, bisogna accelerare.
Bisogna correre, H5. Sì, bisogna fare qualcosa di concreto, perché qui va bene i due alfieri forti, tutto quello che vuoi, ma qui c'è questa che è carina, questa con questa, non è male, non è male. Se spingo, catturi, cattura, non è male secondo me. No male, no male, no male. L'idea di andare avanti ancora. Sulla cattura c'ho alfiere con scoperta sul cavallo e poi mi dovrei prendere anche il pedone C2. Vai che pian piano rientriamo col materiale, ragazzi. Pian piano rientriamo. Ora è interessante forse anche questa cattura. Questa è senz'altro meglio. Questa cattura. Giochiamo così, due pedoni, perché questa qui mi giochi il cavallo qui, io ti gioco alfiere. Io ti gioco alfiere. Però alfiere deve andare qua. Ah, questa è una bella decisione. Questa. Facciamo così. Giochiamo così. La torre andrà di qua poi. La torre andrà di qua. Qui c'è sempre lo scacchino e questo l'abbiamo capito. Ah, che scacchino che mi arriva. E che signor scacchino che mi arriva qua. Spingo, cavallo, me ne vado qua. Cavallo, me ne vengo qui. Cavallo, me ne vengo qui, poi questo lo prendo. Attenzione, potrei rubarla anche questa sul tempo, perché è molto importante. Molto importante rubare, ragazzi, proprio è la prima regola di Okuto. Sì, dai, prendiamocelo questo. È vero che cade questo, ma prendiamocelo. Allora cambia tutto. E allora questo cambia tutto. Cambia tutto, signori. Cambia tutto! E cambiò tutto, ragazzi. L'alba di una nuova era. L'alba di una nuova era. Attenzione. Attenzione. Attenzione al battaglione. Questa. C'è anche questa. Tutto. Gli mando in face tutto. Tutto on the face. C'è anche questa. Recupera, ragazzi. Recupera. Si ritrovò a recuperare. E che rimontone, ragazzi. Che rimontone coi fiocchi, posso dirlo. Posso dirlo che questo è un rimontone coi fiocchi. Mamma mia, che organizzazione d'esercito. Mamma mia, non ho mai visto così tanta organizzazione. Mamma mia, che rimontone, ragazzi. Brividi, ho i brividi perché rimontare un pezzo perso così è veramente tanta roba. Adesso tu arrivi lì col cavallo e questo è chiaro. Se io ti catturo, tu mi catturi, catturo, spingo, vieni qui col cavallo e poi cosa c'è questo cavallo qua? Spingiamo, chiudiamo la posizione. È vero che il cavallo è in posizione molto attiva, ma credo che non abbia assolutamente nulla. È tutto tenuto. Cavallo qui forse, cavallo qui. Crea problemi, non l'ha vista, attenzione, non l'ha vista e continuerà, spero non vederla, perché cavallo qui qualche danno d'immagine me lo crea. Cavallo qui mi crea problemi. Cavallo, tu vieni qui, cavallo, è il fiere 7. Mamma mia se mi crea problemi, mi creava tanti problemi questo qua, sono sotto di tempo, la partita che qui adesso ce la studiamo per bene, tu non ti preoccupare che ce la studiamo per bene. Spingi, torre, qui ce la studiamo per bene, te lo dico io, amico.
Se lo dico io, amico, te lo dico io. Te lo dico io, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, amico. Non ti preoccupare, amico mio. Qui è tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. No, non è vero, non è vero. È chiaramente una falsità. Chiaramente una falsità. Chiaramente una falsità. Chiaramente tutto falso. Non ho sotto controllo nulla. Anzi, qui andiamo in panico facilmente. Arca vacca. Orca vacca. Qui è tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Non è vero niente. Non è assolutamente vero niente. Niente sotto controllo in questo momento. Ma guarda l'infame come sta temporeggiando. Cioè ce ne vuole, eh? Guarda l'infame come temporeggia. Temporeggia, sono più veloce io. Wow! Wow! Cosa va a rubare? Cosa va a rubare, ragazzi? Lo chiamavano Robin Hood. Il titolo di questa partita è lo chiamavano di questa puntata lo chiamavano Robin Hood. E andiamo. Ruba i ricchi per dare a se stesso. Vai. Ruba a quelli che hanno tanti punti per dare a se stesso. Mamma mia, ragazzi, lo chiamavano Robin. Robin Hood. Un eroe come te non si trova in tutto il mondo. Grande, ragazzi, mi emozionano queste cose, posso dirlo? Allora, io non ho idea di cosa tu voglia fare, onestamente, però una regina qui ce la metto, perché su Alfiere qua qualche problema tu, secondo me me lo crei. Qualche problemino tu me lo crei. Esatto. Allora, questo cavallo intanto non te lo faccio prendere, ti gioco F3. Qui mettiamo a posto la situa. Questo mi fa paura. Vediamo un po'. Questo qui, tu te ne vai e io ritorno qua. Ma sai che non mi fa paura. Non mi fa paura. Aspettiamo a giocare a 3. Non mi fa paura. Devo capire come organizzare i pedoni qui. Ho tutti i pezzi sull'ala di donna, quindi potrei organizzare una 3B4, a dire il vero. A 3B4 potrei organizzarlo. Potrei organizzarlo a 3B4. Vediamo se riusciamo a organizzarlo. Lui deve organizzare un B5, però ha voglia di organizzare B5. Ho un alfiere che non si sta muovendo per niente. E qui B4, dai, B4, torre B1 tutta la vita per toglierci da questo, ed è la prossima mossa che farò, torre B1, all'istante proprio. Lui sta organizzando questa, anche lui avrà la sua bella torre qua, e io c'ho prima questa però, dai, arrivo prima io. In genere chi arriva per prima a scacchi vince, perché poi c'ho questa e sulla spinta c'ho C5. E dai, su, adesso se ho capito qualcosa di questo gioco, deve andare così. C6. Attenzione, prima partita che potrebbe non rubare. Mamma mia, ma cosa ho rubato? Che cosa che... Ragazzi, cioè, fate i complimenti, dite Christian, veramente, sei l'eroe di cui non avevamo l'esigenza di avere, ma di cui avevamo bisogno di non avere, di cui... Adesso va di moda tutta sta roba qui. Eroi non abbiamo bisogno, ma che ci meritiamo, di cui non ci meritiamo, ma abbiamo bisogno. Se spingo ancora, tu spingi. Voglio aspettare a spingere perché qui devo capire come si evolve la situa. Questa. Allora, l'alfiere intanto. Alfiere. Se tu spingi, questo cade. Quindi alfiere qua che secondo me da uno sguardo qui non è male. Anche alfiere qui non è male. Però forse qui può avere un gioco più attivo, anche se... Sì, no, alfiere qui dai, tutta la vita sta meglio qui l'alfiere, anche perché
sulla spinta C6, poi controlla. Ok. Ok, mossa onesta. C'aveva troppi pedoni. Mossa onesta, mossa onesta. Mossa onesta. Onesta questa mossa, veramente. Donna qui. Chiediamo un cambio di donne, perché se tu non mi dai la donna, se non mi dai la donna, perdi la torre. Quindi così io posso assicurarmi un cambio di donne. Ho un pezzo in più, ricordiamoci, perché è un pezzo leggero in più. Ho 2 alfieri e un cavallo contro 2 alfieri. Quindi dovrei riuscire a sfangarla anche a sto giro. Però qui c'ho il tempo, veramente sono sotto di un minuto. Catturiamo e ora il nostro obiettivo è di arroccare il prima possibile. Sì, arroccare, perché facciamo prima questa, guarda. Facciamo prima questa, togliamogli questo che mi fa parecchia paura. E poi possiamo mettere anche il re in F2, però facciamo così perché qui bisogna dire le cose come stanno. Questa qui, su questo qui c'è alfiere C4, alfiere C4, questa qui spingi, questa qui dai, non puoi spingere che perdi questo. E poi portiamo in gioco i pezzi, che dici? Cosa ne dici portare in gioco i pezzi? Urco, perdo sto pedone. Questa. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Che se metto il cavallo qui perdo un pedone. Alfiere. Torre. Alfiere. Torre. Adesso ci pensiamo, dai. Non facciamoci la testa troppo in fretta. Scacco. Alfiere. Torre. Che due balls, alfiere, torre, re. Che due balls. Che due balls, ha recuperato anche lui come ho recuperato io prima e c'ha un sacco di tempo in più, ma tantissimo. C'ha un sacco di tempo in più. E dammi sto pezzo. Tosta, Qui è tosta, c'ha un botto di pedoni in più. C'ha 3 pedoni in più. Questa è tosta. Questa è tosta. Cavallo, fai sentire la tua ira, cavallo. Fai qualcosa. Cavallo, intervieni. Mamma che mossa brutta che sono andato a fare. Ma si può giocare così? C'ho il re fuori gioco. Adesso devi ritornare qua. Allora, facciamo che questa è una patta, mi va anche bene, perché tutti sti pedoni in più. Va bene. Questo. E qui si va alla patta perché. No, questa. Perché mi hai fatto fare questa? Scacco qui non ce l'hai. Ah, mi hai regalato anche tu un pezzo. Vabbè, ogni tanto, insomma, o devo regalare sempre io. Non ho capito. Torre dietro. Torre dietro. Cavallo. Attenzione che se prendo questo pedone potrei sentirmi a casa. Attenzione. Ma perché non gliel'ho preso subito? Ma sono. Cavallo. Cavallo. Scacco. Usti. Torniamo a casa un attimo, Marlena. Evitiamogli gli scacchi, evitiamogli di salire. Scacco.
Se ti allontani, perdi questo. Ti devi allontanare. Ah, scacco. Questa. Lui mi fa questa. Io c'ho scacco. Scacco. Vieni qui giù. Ah, mamma mia. Che partita, ragazzi. Sto morendo. Sto letteralmente morendo perché non ho fatto questa. Ma che cosa cacchio sta succedendo qua? Vai, scappa, 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 scappa! 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 Scappa, scappa. Scappa, scappa. Scappa. Scappa, scappa. Scappa, vai, 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 vai. Cosa è successo? Abbandonato. Wow! Raga, non potete capire quanti errori ho commesso anche qui. Anche lui ha commesso una serie di errori con un minuto in più. Sto morendo. Andiamo avanti tutta. Questa puntata sarà leggendaria, ragazzi. Questa puntata è leggendaria. Pezzi regalati alle prime mosse, anche completamente a caso. Sistemino colle che non ci... Oh, ma perché tutti cambiate? Ma mi fate giocare il sistemino colle in santa pace? Tutti qui che cambiano, che si sentono paladini della giustizia. Ma cos'è sta roba? Ma che diceva qualcuno. Qualcuno che sapeva bene come funzionano le cose qui al mondo. Ma è possibile? Andiamo qui, andiamo qui, andiamo qui. Andiamo qui, andiamo qui. Andiamo qui, andiamo qui, andiamo qui. Andiamo. Andiamo anche con H4, tra l'altro. Tra le altre cose. Tra le altre cose andiamo con H4. No, non andiamo con H4 perché questa, cavallo. Ah, no, invece ci andiamo. Così vado con la regina. A parte che c'è la minaccia di matto. E poi c'è regina G4. Ci andiamo. Ah, non vi preoccupate che ci andiamo. Qui c'è sicuro, c'è il mondo qua. Qui c'è il mondo qua. Il mondo. Sicuro c'è il mondo. Non so se è questa o questa. Questa, scacco, qui sono le scoperte. Scacco che esce la regina. Secondo me questa è meglio. Questa è un pelino meglio. Perché mi fa uscire la regina. E poi c'è tutto il tempo per dare le scoperte. Sì, se vengo qui con la regina cosa succede? Vado qui con la regina, c'è scacco matto. C'è scacco... Ah, qui questa è vinta, fammela trovare. Esercizio di tattica, vinci. Muovi e vinci. Donna qui. Cavallo, alfiere. Donna, cavallo qui. Ah, c'è il mondo qui, non posso non vederlo, c'è il mondo. C'è il mondo qua. Cioè, questa è vinta, ti prego. Trovala, Christian, trovala. No, non posso perdere troppo tempo, però. Cattura. Ah, dai, c'è il mondo qui. C'è il mondo per forza, dai. G6. Vado qui, spingi. Cavallo F6. Cavallo per cavallo, alfiere per alfiere. No, dai, non posso non vincere questa, ti prego. Qui c'è il mondo. Dopo questa la voglio vedere al computer, perché non è possibile. Cioè, questa proprio non è possibile. C'ho scacco. Ah, e poi prendo qui, ok. Cioè, c'è qualcosa. Scacco, vengo qui. Scacco di cavallo. Alfiere, re obbligato qui. Scacco con doppio, mi devi dare la torre. Prendo qui, prendo... Ah, sai che non so se è buona. 2 pezzi per torre, un altro pedone. Qui guadagno un altro pedone. Ah, non so se è buona. Scacco. C'ho questa. Vieni qui. Ah, vabbè, dai, qualcosa bisogna pur fare. Scacco. Ma non so se è buona. Credo che perdo tutta l'iniziativa così, Va bene, dai, 2 pedoni, un pedone in più dovrebbe...
Dovrebbe funzionare. Non lo so, non mi è piaciuta tanto questa. Questa qua. Torre qua. H5 ci vuole. H5 per dare scacco qui. Devo tirare fuori l'altra torre, lo sapevo. E questo era chiaro che andava così. Questo era chiaro. Io non c'ho questa ora, scusami. Che cacchio. Hai chiuso la comunicazione con la tua torre, vengo qua. Mi sembra devastante, mi sembra. Prima questa e poi questa. Che cacchio, c'ho questa. Scacco, vieni su. Prima questa, prima creiamo la rete di matto con H5. H5. Sì, bella, bella. Dove va la regina, tra l'altro? Dove va la sua regina? Deve andare in B6. In B6 c'è la rete di matto. Sì. Sì. Sì, ragazzi. Regina per torre, regina, alfiere B7, donna qui, scacco. Wow, forse è vinta anche questa, eh? Forse è vinta anche questa. Secondo me c'era di meglio lì, eh? Dopo l'analizziamo perché secondo me c'era veramente di meglio. Ragazzi, il corso di strategia che uscirà a marzo, non potete capire che cos'è. Cioè, avete presente che voi per imparare qualche principio nuovo avete bisogno di leggere un libro, magari quel libro è fatto di 300 pagine. Ok? Non ha modo. Non ha modo per evitare questa. Non ce l'ha. Ah, c'ha questa qui? Però io c'ho questa, c'ho matto. C'ho doppio matto, o matto qui o matto qui. Matto qui, così. Vinta. Lo chiamavano il re. Lo chiamavano il re. Da Robin Hood a Lord. Ok, andiamo. Sono veramente stanco. Inizio a. Già non vedo più niente dalla seconda partita. Immaginatevi, qui saremo alla quinta. Facciamo queste robe qui strane. Facciamole, dai. Su. Gambetto Budapest. Dicevo, a volte vi capita. Ma sul serio esiste questa roba? Ah no, ma esiste questa? Sai che non l'ho mai vista in vita mia. Esiste? A quanto pare esiste, eh. Adesso spinge, c'ho l'alfiere. Ok, a quanto pare esiste, mai vista in vita mia, te lo giuro, mai vista. Qui vado di pedone, perché l'alfiere deve rimanere qua. È brutta questo pedone. veramente bruttissimo. Tra l'altro ora c'ha l'avantpostone qua. Va bene, dai, il prezzo da pagare. Dicevo, a volte capita che voi comprate dei libri e su 300 pagine di libro alla fine riuscite ad avere qualcosa, qualche nozione nuova, no? Però in un libro una nozione nuova. Qui in questo corso che uscirà a marzo sulla strategia c'è tutto quello che bisogna sapere. Perché hai messo la regina qui? Faccio fatica a capire questa mossa. Perché vuoi fare questa roba qui? Attaccare, dare matto? Ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare che mi vuoi dare matto, così come può stare che io venga qui, tu vieni qua. Tutto ci può stare, ragazzi, eh? Qui devo giocare G6. Tu apri qui e ci fai alfiere B2. Questa è buona per te. Questa è buona per te. Facciamo così, togliamoci dagli imbarazzi, che ne dici? Togliamoci dagli imbarazzi. Ok. Alfiere qui. E a questo punto questa la possiamo giocare, che dici?
Ok, tu ce l'hai sempre, cavallo qui, per carità, ce l'hai sempre. Forse donna e 7 era meglio. Sto facendo una serie di mosse veramente no sense, no sense. Questo è troppo forte. Questo è troppo forte. Questo è troppo forte. Tra l'altro qui, se metto la torre qui, olè. No dai, bisogna cambiare marcia. Bisogna cambiare marcia, iniziare a fare cose così. Si attacca la donna. La donna deve andare in D2. E torre qui probabilmente. Wow. Esisteva questa mossa? C'era? C'era anche prima? No, chiedo per un amico, eh. Sì, dai, qui ti devo dare l'alfiere. Porto la torre in gioco, questa. Porto questa torre in gioco e mi prendo questo pedone. Va bene. E va bene così. Torre, così minacciamo le scoperte. Me ne vado da te, non ti chiamerò più, non ti cercherò più, ti cancello dall'anima. Madonna, secondo me avevo giocato veramente male, però alla fine un po' di fortuna, le cose stanno girando nel verso giusto. E qui questa è devastante, perché adesso c'ho scacco. Anzi, c'ho questa con scacco, porca vacca. Meglio ancora. C'ho questa con scacco. C'ho questa qui, scacco. Prendo la donna. Meglio ancora. Ok, il tipo ovviamente non si arrende perché c'ha l'amaro in bocca. C'ha l'amaro in bocca il tipo. D'altronde come biasimarlo? Come biasimarlo? Come biasimarlo? Andiamo. Potevo catturare qui, però poi lui si rifaceva. Va bene, questo era quello che volevo. Questo era ciò che volevo. Adesso andiamo a fare cose serie. Va bene. Vuoi avanzare coi pedoni, presumo. Va bene. Devo togliere il cavallo. Attenzione, attenzione ai pezzi, che storia G4, robe strane. Io li conosco quelli come te. Li conosco. Quelli con Mattè. Chiudiamo tutto. E ci piazziamo anche una bella torricciuola. Allora, lui sta creando una rete di matto anche lui. Però, se noi ci creiamo una torre qua, anzi. Senti, tu stai giocando alla spera in Dio, cavallo? Stai giocando alla spera in Dio. Allora, tu mi vuoi dare rete di matto, mi tengo qui e c'ho G6. Se tu fai prima questo, io gioco prima G6. Mi vuoi dare rete di matto, dai. Ah, però se metti avanti l'alfiere non puoi dare rete di matto. Secondo me ti sto dando delle opportunità di fare cose, tra cui tipo di catturare qui, per esempio, quando avrei potuto giocare questa subito. Questa subito, per esempio. C'ho questa anche. E vengo giù con la regina. Sì, su questa qui, ma non mi fa particolarmente paura. Questa è forte. Questa è forte, raga, Questa è forte. A parte c'è la torre sotto. Non vedo più nulla, non vedo più nulla. C'è la torre sotto. E se la toglie comunque c'ho sempre queste robe qui. Ma c'è la torre sotto, raga. Mi sa che non l'aveva vista, Se vado qua, e qui c'ha l'alfiere sotto, c'ha il cavallo sotto. Non so che gioco sta giocando. Va bene. Terminator, raga. Allora, si dice che Capablanca lo chiamavano Chess Machine perché nessuno riusciva a batterlo. Sono il nuovo Chess Machine.
Andiamo, madonna, non vedo più niente, non vedo più nulla. Sai, non vedo più nulla, vedete, c'avevo la torre in presa da 10 anni, anche quest'ultimo cavallo l'ho visto. Abbandona subito! Andiamo. No, Perché? Difesa agli Ekin, andiamo di cattiveria e di velocità. Ci vuole cattiveria e velocità nella Ekin. Alfiere C4. Pedone C4. Pedone per pedone. Andiamo subito con G6. G6, alfiere G7. Bravo che mi gioca attacca a 3. Vuol dire che questo sa come si gioca. Lui lo sa come si gioca, a differenza nostra. Lui lo sa. E allora giocheremo con E5. Lui spinge, cavallo E7, F5, F4. Anche questa non deve essere troppo male. Anche questa non deve... Sono da valutare, però a me piace giocare in modo sereno. Questo, cavallo qui, questo. Ma sai che non mi fai paura? No, in realtà mi fai paura. Questa la dovevo ostacolare prima, però. Bene. Adesso c'ho questo. Attacco doppio. Molto doppio. Devi ritirare tipo l'alfiere? Io ti spingo comunque. Questo è poco ma sicuro. Ritira l'alfiere e cade qui, tra l'altro. Questa va fatta. Però mi dai l'opportunità di fare queste cose fighe. Posso fare anche questa cosa figa, però questa mi fa guadagnare il pedone. Non è detto, quindi mettiamola qui. All'attacco. Alfiere qui, che attacca qui, dà una mano. Alfiere qui, sembra buona. Sembra buona. Vediamo se c'è un modo per confutarla. Torre 2 deve giocare. E3. Ma E3 c'ha cavallo qui. Wow. Cavallo. Posizione tosta, eh? Lui c'ha questa, tra l'altro, minaccia a breve questa. Questa, qui, alfiere, torre. Alfiere, vengo qua. Mi piace anche questa. Sì, su questa vengo qua. Mi piace anche questa. Esatto. Ah, però se vengo qua non ho più lo spazio per il cavallo. Porco Giuda, secondo me devo giocare a 6. A 6 era abbastanza fondamentale, Devo giocare a 6. Esatto. Era fondamentale a 6. Vai, ritirata strategica. A 6 comunque te la gioco comunque. Tu vieni qui col cavallo, però. Vieni lì col cavallo, maledizione. No, a 6 andava giocata, Christian, dai. 6 andava giocata. Non si poteva non giocare a 6, ma proprio non si poteva. Cavallo qui, cavallo qui, cavallo qua, vediamo se ci crea qualche bella surprise. Cavallo qua, B4. Questo qui, boh, non lo so, non gliel'ho preso ma perché non penso sia... Ora lo sviluppo è molto più importante, credo, no? Alfiere di 7, esatto, a parte che ora ti tengo qua, no? Questa qui non ce l'hai più intanto. Sia perché c'ho l'alfiere, sia perché c'è il cavallo. E poi minaccio cavallo di 3, che deve essere tosta cavallo di 3. B4, ci sta che la giochi. B4, cavallo di 3. Ah, ok, ti stai preparando per B4. E anche qua. Facciamo così intanto. O così. Questa è bisogna capirla. Questa qui.
Bisogna capirla se questa funziona. È difficile, è difficile. Non lo so, ragazzi. Vai, giochiamo questa. B4 arriva. Intermedia con l'alfiere. Intermedia con l'alfiere. Vieni qui. Intermedia con l'alfiere. Il cavallo lo mettiamo dove caspita bisogna mettere il cavallo. Tanto se regina qui arriva G5. Ok. Bene. E adesso c'è l'attacco qua. Wow, difficilissima questa partita, veramente difficile. Alfiere. Se metti qui la torre, ti faccio questa. Ti minaccio la torre, ci sono le scoperte. Wow, partita veramente difficile, ragazzi, veramente difficile. Ok, tu mi stai facendo questa perché volevi un po' di casino, però questa secondo me è più forte. Questa e questa, è più forte questa. Vabbè dai, facciamo quello che bisogna fare. Facciamo quello che bisogna fare. Siamo più 6 di materiale, ragazzi, quindi di che stiamo a parlare? Regina, vedi di attivarti a qualche parte con ste torri che ti sono rimaste, perché veramente sono qui è tragica, eh? Qui è tragica. Qui è veramente tragica. C'ho F4, da una vita c'ho F4. Da una vita che c'ho F4. Che cacchio. E qui le prendiamo solo le mazzate, no? Che cacchio, qui prendiamo solo mazzate. Anche di donna è interessante. Forse più di donna è interessante perché costringo alla semplificazione. Se vado di torre, cavallo gratis. Sì, cavallo gratis. C'ho questa ancora. C'è sempre la torre sotto, ma sempre questa. E questa. Questa e questa. Ok, non so cosa stia pensando di fare. Ragazzi, non lo so, ditemi voi. Devo dividere questo video in più puntate? Andiamo avanti? E arrivò a 2000 punti in una sola giornata. Via, via, via. Si va, si va. Sistema colle, sistema colle. Sistema colle annientato. Scherzavo. Sistema colle annientato. Scherzavo, ragazzi. Dai, su. Fate i seri. Fate i seri, fate i bravi. Non fateci arrabbiare. Fate i seri, ragazzi. Fate i seri. Questa ce l'ho. Sì, questa ce l'ho. Questa ce l'ho. Bene, 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 bene. Scacco, vai di cavallo, scacco, ti isola i pedoni. Scacco, cattura stavo dicendo. Cattura, cavallo, cavallo, donna, alfiere. Ma in realtà non mi fa impazzire troppo, Però, sai che è un arrocco lungo, detto proprio tra me e te, detto proprio tra di noi, non mi dispiacerebbe affatto. Non mi dispiacerebbe affatto. Però lui c'ha questa dopo, quindi facciamo subito questa. Anche se comunque il suo cavallo può venire qui perché
la mia torre inchiodata. Ah, questa mi sembra una follia. Perché, cioè, va bene che voglio arroccare lungo, però io non ho ancora scelto veramente di arroccare lungo. Quindi, visto che non ho ancora scelto, più 1 di materiale. Scacco. Se metti avanti la donna perdi la torre. E se arrocchi, insomma, qui cambio i pezzi qua. Allora, intanto c'ho questa. Intanto c'ho questa. Così l'alfiere è libero. Adesso su questa facciamo i conti. Se arrocchi perdi il cavallo. E se mi giochi a 6, ok, qui cambio i pezzi. Cambio. E questa. Penso di stare bene. Più 1 di materiale, penso di stare molto bene. Alfiere più attivo. Re in E2, una torre qui. Re in E2 subito, scacco subito. Credo sia abbastanza indifferente. Va bene, torre qui. E si cambia tutto. Cambio. E il pedone in più dovrebbe in teoria farmi vincere la partita. Ora, tra l'altro lui c'ha anche i pedoni doppiati, cioè ricordiamoci. Quindi vediamo un po' di portare questa situazione a compimento. Lui non può spingere questo. Posso fare questa spinta, sicuro, a 3, B4, cattura, lo allontaniamo. Si può fare. A 3. A questo qui intanto. Ah, che tu vuoi spingere per... Secondo me problemi non ci sono, perché anche se spingi ti metto l'alfiere qui davanti, per dire, no? Hai finito i giochini. Hai finito i tuoi giochini, amico Fritz. Mo che giochini fai? Catturo così. Catturo anche con l'alfiere, ma catturo così. Catturo così, questo è giusto, perché ora ti rimane la minaccia qua. E non puoi andare via. Devi giocare così. Io ho il pedone passato. Wow! Raga, follia. Posso dire follia? Penso che sia la mia serie migliore di vittorie contro un giocatore Kazakistan. Prima volta, ragazzi, prima volta che vedo questa bandiera in vita mia. Non so veramente chi ringraziare. Volevo ringraziare Babbo Natale e gli elfi. Avete presente quel bambino che dice che voleva ringraziare Babbo Natale e gli elfi? Babbo Natale e gli elfi. Allora, vediamo qui se c'è qualcosa così. Ma non lo so se c'è. Sinceramente non lo so se c'è. Io ci provo. Vediamo se c'è. Se c'è bene, se non c'è, amen. Mamma mia, sono emozionatissimo, ragazzi. Sono emozionatissimo. Posso dire che sono emozionatissimo. F6 è anche interessante, però questa è più aggressive. Più aggressive. E questo è fatta. Questa è fatta. Bene. Questa? Esiste questa? Non mi ricordo mai, ragazzi. Non mi ricordo mai se questa esiste. Facciamo così intanto, va? Facciamo così che va bene. Esatto. Alfiere G7 mi evita questa. E ora questa credo che ce l'ho. Baby, ti richiamerò. Questa ora ce l'ho.
cavallo H4, cavallo in D2, ok, alfiere qui, donne, tu, alfiere F5 secondo me ispira, però qui indebolisco. E6 forse devo giocare, non lo so, sono in panico ragazzi, sono in panico. È arrivato il panico, è arrivato. Panico, paura. È arrivato il panico. Se tolgo questo mi arriva questa. Devastante. Devo fare così, però perdo qua. Devo fare H5. H5, la mossa giusta. E6. Alfiere di 7. E6 la devo giocare. Mi spiace, ma E6 la devo giocare. Alfiere di 7 e si va di arrocco lungo, donna G5 o donna B6, donna A5 anche interessante, donna A5. Vediamo lui se arrocca corto o arrocca lungo, questo purtroppo non lo so dire. Questo non lo so dire che tipo di arrocco fa. A questo punto direi arrocco lungo, perché vedendo qui come si sta mettendo la situazione, donna qui, ok, facciamo una 6 preventivo. Ah, qui mi indebolisco. Donna B6. A6 va fatta però, dai. A6 va fatta. Ora c'ha queste rientranze qua. Esattamente. Se io vado qua, tu mi giochi B4. Io non c'ho queste robe qui, scusami, Io non c'ho questa roba qui con scoperta sul cavallo. Chiedo per un amico. Ah no, perché il cavallo non è scoperto, il cavallo è copertissimo. È copertissimo il cavallo. Però se io gioco donna qui, c'ho cattura e ti mangio il cavallo. Donna qui dovrebbe funzionare. Donna qui dovrebbe funzionare perché su B4 c'ho veramente la scoperta. Questa è l'unica che mi rompe le balls. E ora posso fare arrocco lungo? Mi metto in faccia la sua torre? No dai, suicidio. Suicidio. Però c'è questo pedone sotto. B4. Dai, io la provo, senti. Senti. Chi non risica in questo mondo, B4 arriva sicuro. Ma proprio... proprio ultra sicuro. E re B8 sarà la mia prossima mossa. Mamma mia, c'ho 2 minuti in meno. 2 minuti in meno. Che in una partita blitz equivalgono a un pezzo in meno. Quindi ora mettiamo un pochettino il turbo, ma questa ci sta che l'ha aperto. Attacco qui sopra, attenzione, B5. A doppio attacco qui sopra. B6, perdo qui. B5 è l'unica. Urco, ha trovato il punto debole. Ha trovato il punto debole. Devo giocare donna qui. Non voglio giocare donna qui. Dai, non posso neanche giocarla. Qui arrivano i sacrifici. Alfiere. Scacco matto. Alfiere. Si è scacco matto se vengo con la donna qui. Cavallo per, pedone. Alfiere, scacco matto. Se vengo qua e becco il matto, gioco B5, lui farà di tutto per... questa è andata ragazzi, è andata proprio nel peggiore dei modi che poteva andare, però ci sta, ha giocato veramente bravo, ha giocato bravo. A5, A4 arriva qui, A4. Cavallo qui forse, No, cavallo qui mi scopre il re. Così. Questa è la mossa da fare. Questa era la mossa da fare, signori. È tutto ancora in gioco, è tutto ancora in gioco. Se l'hai giocata male, la sua opportunità si è giocata molto male ed è tutto ancora in gioco, signori. Tutto. Tutto completamente in gioco. Sarrocca perde il cavallo. Tutto completamente in gioco. E chiese il cambio delle torri. Premove.
Andiamo qua. Adesso questo me la mette in the face. Scacco al re. Scacco al re. Scacco al re, me ne vado qua. Scacco al re, me ne vado qua. Torre. Me ne vado, io me ne vado. F5, mamma mia, non c'ho poco tempo, di più di poco tempo. Me ne vado. Dove me ne vado? La vera domanda è dove me ne vado. Questa è la vera domanda. Potevo togliere il cavallo e metterlo qui. Ah, potevo togliere. Ho perso una mossa inutilmente. Va bene, questa è andata. È andata. Ma sì, non sto vedendo più nulla. Non sto assolutamente vedendo più nulla. Ah, c'è questa. Niente. Catastrofe. Bella. Volevo solo capire quando ho sbagliato. Vediamo solo giusto per... Poi vi lascio andare che oggi è... Vediamo che cosa è successo quando. Ok, fin qui tutto ancora abbastanza ok. E5 avrei dovuto giocare qui subito per rompere. Arrocco corto, sbagliatissima. Donna C7. Alfiere C8. Alfiere C8 addirittura partita quasi pari. Invece con arrocco lungo ovviamente disastro. Qui secondo me esatto, qui siamo tornati in parità 0,42 e su questa va bene, parità. Ecco, questa no, questa anche no. Reine 7 subito. E qui ovviamente gli ho permesso questa, va bene. Un po' il poco tempo, un po' l'ansia, un po' tutto, un po' che non vedo più nulla, ragazzi. Mi sono comunque divertito tantissimo, spero anche voi. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando a marzo con il corso di strategia, il più completo mai realizzato, che riassume 13-14 libri tutti in uno, spettacolare. A presto.